Buonasera e ben trovati in Fatti Nostri, primo blocco del traffico domenica 28 febbraio per 80 comuni di 7 regioni del nord Italia. Le regioni interessate sono Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Trentino e tutto il nord-est, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La decisione è stata presa una decina di giorni fa dai rappresentanti dei comuni che si sono riuniti a Milano sulla base dei dati dell'inquinamento atmosferico che apparivano, perlomeno in quel momento, particolarmente elevati. Ne parleremo nella puntata di questa sera di Fatti Nostri, sentiremo anche la voce dei cittadini interessati dal progetto per la costruzione della Pedemontana Veneta. Ancora ci occuperemo di politica per sentire non i candidati questa sera, ma la voce dei cittadini e in particolare le richieste dei veneziani per il comune lagunare. E tra i servizi numerosi servizi di questa sera ricorderemo anche i 200 anni della nascita del grande Chopin. I festeggiamenti riguardano anche il Veneto e Padova in maniera particolare perché qui ha avuto i Natali lo strumento prediletto del grande musicista romantico. Tutto questo e altro tra poco, subito dopo questa brevissima pausa. Restate con noi. Ed eccoci con il primo argomento di questa sera, vale a dire il primo blocco del traffico di questo 2010 che domenica fermerà Pordenone e Udine in Friuli Venezia Giulia, tutti i capoluoghi di provincia in Veneto con alcuni comuni tra l'altro delle fasce urbane anche se con modalità molto diverse. Ma è davvero così grave la situazione? Servono questi blocchi saltuari? Quali interventi strutturali sarebbero necessari per non finire sempre in una situazione di emergenza? Ne parliamo con chi di questi temi se ne intende, perché è responsabile dell'osservatorio Aria dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, di cui peraltro è capo compartimento. Alessandro Benassi, buonasera, Buonasera. grazie per aver accettato l'invito. Parliamo fra un attimo dell'inquinamento atmosferico perché le vorrei chiedere qualcosa anche su un altro inquinamento che sta incombendo purtroppo anche sul Veneto, vale a dire il grande sversamento che c'è stato di carburante all'interno del Po e che sta arrivando in Veneto. L'ARPAB è pronta? Che cosa si farà? Certo, A grandi linee? noi siamo pronti, siamo a disposizione degli enti, Vigili del Fuoco, Protezione Civile. Sicuramente ci sarà un incremento di parti d'analisi per quelle che sono le acque potabili e abbiamo già pronte anche le squadre nostre che come al solito fanno tutti i vari campionamenti e anche analisi appena l'acqua giunge al mare. Certo, ecco, naturalmente l'ARPAV si occupa di ambiente, di analisi, eccetera. Quello che sarà l'intervento sarà curato naturalmente dalla Protezione Civile, da tutti i Vigili del Fuoco in maniera particolare, eccetera. Lo seguiremo naturalmente anche questo evento. Veniamo allora al tema di questa sera, dottor Benassi, l'inquinamento dell'aria, qual è il punto? Ci faccia un po' un quadro della situazione. Allora, sono già almeno 10-12 anni che parliamo di queste cose, quindi questo fa capire che non è un'emergenza ma è un problema vero. Un problema vero che parte da molto lontano, praticamente da sempre, e andrà ancora molto lontano. Se io dico che 20 anni fa l'inquinamento del PM10, allora delle polveri, era circa il doppio o il triplo rispetto a oggi, lo dico perché abbiamo i dati. Sicuramente oggi c'è una percezione del rischio, ci sono conoscenze sugli effetti che queste polveri hanno sulla salute che sono diversi, che allora non si sapevano. Ma è un problema, quindi va gestito con calma, ma con tanta perseveranza, con azioni strutturali che poi dopo magari andremo anche a puntualizzare. Certo, ecco, che cosa c'è nell'aria che fa particolarmente paura? Ecco, innanzitutto questi giornali, questi titoloni, morti per PM10, c'è rischio sanitario, tutte queste cose qui non danno una giusta quantificazione del problema. Il problema c'è, torno a dire, è un problema serio
che va gestito però con calma e con competenza scientifica. E lei che sa qual è la composizione, a che cosa va incontro, che cosa respira, lo sa in maniera particolare, certamente più di noi che ne abbiamo un po' paura, che cosa fa? Insomma, quando gira per le città, che cosa fa? Allora, ecco, purtroppo, a differenza degli altri gas, che è abbastanza facile darne una paternità, il benzene era molto riferito alle auto a benzina, perché era solo lì che veniva appunto emesso, le polveri vengono prodotte da innumerevoli fonti e soprattutto sono anche frutto di ricombinazioni dei gas in atmosfera, quindi non vi è una sola causa, ovviamente ci sono cause principali, partiamo dell'industria, parliamo del traffico, soprattutto traffico pesante, del traffico aereo, traffico di navi, traffico di treni, la parte agricola, la parte del riscaldamento, praticamente ogni nostra attività ha una produzione di polveri, quindi questo fa capire quanto sia complesso questo fenomeno. C'è da dire, aspetto positivo, che negli ultimi anni si vede un miglioramento continuo, piccolino, però diciamo si vede. Però si vede, e questo già è un elemento di speranza, Certo. ma ne parleremo tra poco, perché come di consueto, come facciamo con Fatti Nostri ogni settimana, vogliamo andare a vedere che cosa succede in una realtà. Tra l'altro è una delle realtà da questo punto di vista più significative, perché almeno dai dati sembra una delle città più inquinate del Veneto, ed è Treviso, dove è andata per noi Francesca Iuculano insieme a Vittoria Pontini, cercando di capire che cosa succede, com'è la situazione, quali sono le preoccupazioni anche. Seguiamole. È una normativa europea che nasce in considerazione di parametri presi a Bruxelles in Olanda, dove c'è un ricambio d'aria di 4,5 metri al secondo rispetto a un ricambio d'aria nella nostra pianura padana di 0,6 metri al secondo. Significa che là il mare, il vento, il nord pulisce tutto. Qui da noi le Dolomiti fanno da barriera e per cui c'è questo cuscinetto dove c'è un ristagno d'aria. Questo non significa non intervenire nei confronti di questo grave problema, che è un problema anche di salute pubblica, di salute verso i cittadini. D'altra parte però bisogna dire che gli strumenti che ci sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni in questo momento sono solamente dei palliativi nei quali si possono fare delle azioni per quanto riguarda la mobilità, inquinamento per cui dai gas di scarico di autovetture, si possono fare degli interventi così dimostrativi di dimostrare la propria sensibilità, di mettersi il cuore in pace, perché sicuramente non si elimina il problema in questa maniera. Noi stiamo operando invece in maniera molto più concreta, dove è possibile portare un piccolo apporto, il controllo di tutte le emissioni in atmosfera, caldaie, grandi impianti industriali, impianti artigianali. Su questi ormai sono 5 anni che noi lavoriamo e ci controlliamo tutte le emissioni in atmosfera di queste aziende, ma anche di condomini civili che ci sono all'interno delle città, affinché si mettano a norma che bruciano un combustibile sostenibile, che è un combustibile per cui pulito. Voglio anche ricordare che nella nostra città, molto modestamente, entro breve tempo localizzeremo almeno 13 stazioni di bike sharing, poi stiamo organizzando il piano delle piste ciclabili, abbiamo chiesto i finanziamenti per la bellissima pista cicloturistica lungo il fiume Sile dalla sorgente alla foce, e mi pare che persino la riorganizzazione dei sensori sia un fatto fondamentale per organizzare il traffico in maniera più adeguata. Insomma, ognuno fa quello che può, anche se il problema dell'inquinamento della Padana è legato alla sua particolare orografia, che la vede chiusa tra le alte catene montuose e libera solo sul lato orientale. A causa dell'industrializzazione e dell'alta densità di popolazione, 20 milioni di abitanti, dagli anni 60 è molto cresciuto il problema dello smog. I telerilevamenti da satellite mostrano come l'inquinamento dell'aria nella pianura padana sia il più grave in Europa, quarto nel mondo, pari a quello che vede coinvolta la zona del Benelux insieme alla regione della Ruhr. Inoltre, a differenza delle altre grandi pianure europee, la pianura padana è quasi totalmente coltivata, lasciando spazi irrisori a boschi e altri ambienti naturali. E così, dopo anni di aria velenosa respirata a pieni polmoni, da Palazzo Marino a Milano, tra i sindaci del nord-est arriva un primo segnale di sensibilità comune e accordo.
si è deciso di dar vita a un coordinamento di tutti i primi cittadini del Nord, composto dal presidente dell'ANCI nazionale, dai coordinatori dell'ANCI delle 7 regioni coinvolte e dai 2 assessori all'ambiente di Torino e Milano. Tra le proposte c'è anche quella di ritoccare i pedaggi delle autostrade e delle tangenziali, partendo da quelle più trafficate che convergono nei centri urbani più grandi per reperire risorse a favore dei comuni da investire nella lotta all'inquinamento. Ma non basta, gli interventi devono essere strutturali e continui e servono con urgenza finanziamenti. Il fatto fondamentale, come ho richiesto ufficialmente alla Moratti e a Chiamparino, che sono stati i fautori, i protagonisti diciamo di questo incontro, è quello di, da un lato, richiedere lo stato di calamità naturale all'Europa in maniera tale da poter avere i finanziamenti che ci consentano di risolvere i problemi strutturali, non solo quelli emergenziali, e dall'altro lato di avere come interlocutore privilegiato il governo, che deve finanziare degli interventi allo scopo di migliorare la pulizia dell'aria. Da Palazzo Marino, dopo la riunione dei sindaci e assessori dei comuni del nord-est, arriva anche l'ok al blocco del traffico per domenica 28 febbraio, a cui aderiscono quasi tutti, anche Treviso e Verona, che inizialmente avevano storto il naso. Del resto, con i 35 sforamenti già ampiamente superati dall'inizio dell'anno, il capoluogo di Marca non poteva fare altrimenti, pena multe e sanzioni dall'Unione Europea, che ha fissato 35 giorni di concentrazione di polveri sottili nell'aria oltre 50 microgrammi per metro cubo all'anno, limite già superato dopo solo 2 mesi da quasi tutti i grossi comuni della pianura padana. Bisognerebbe fare qualcosa, comunque finché nessuno molla la macchina è chiaro che è un po' difficile trovare il modo di eliminarlo. Consiglio ai sindaci e a tutti di provvedere alle piste ciclabili. Il 28 tutti i sindaci del nord-est vorrebbero bloccare il traffico. Secondo lei serve a qualcosa il blocco del traffico per un giorno? No, secondo me non serve. È una cosa così un po' demagogica, tanto per far vedere che fanno qualcosa. Per me no, è proprio un problema più importante da affrontare diversamente, insomma, un giorno non serve a niente. La nostra adesione poi è un'adesione che prevede non un blocco totale, ma la possibilità di usufruire di alcuni spazi viabilistici che ci consentano di raggiungere i punti fondamentali, ad esempio l'aeroporto oppure l'ospedale, oppure San Camillo, ma il fatto che finalmente ci si riabitui, questo è il tema, a camminare oppure ad usare la bicicletta di domenica mi pare che sia un tema di grande sensibilità e che preveda la salvaguardia dell'ambiente, oltre che della nostra salute. Premesso che le malattie respiratorie stanno aumentando in maniera esponenziale, tanto che vengono definite come una vera e propria epidemia del nostro millennio, è evidente che la qualità dell'aria che noi respiriamo può essere una forte causa scatenante di queste malattie. Ed è altrettanto evidente che un soggetto già ammalato di malattie respiratorie, ma anche di malattie cardiache o cardiovascolari, di fronte a un progressivo peggioramento della concentrazione di inquinanti e quindi della qualità dell'aria, possa subire da questo un peggioramento della sua patologia di fondo. Ma è altrettanto vero che se non faremo qualcosa, il peggioramento e la persistenza di questo inquinamento sarà esso stesso causa di sviluppo di malattie respiratorie. Bene, ecco, questa è un po' la situazione, le voci che Francesca Iuculano ha un po' fotografato in un'area particolarmente esposta, quella di Treviso. Dottor Benassi, intanto qualche appunto a quello che abbiamo sentito? No, sono perfettamente d'accordo sul fatto che servono due cose. Abitudini nostre, cioè il riscoprire che andare in bicicletta, andare a piedi, non stare troppo al caldo, cioè tutte cose che personalmente possiamo fare, scelte consapevoli, possono portare piccole gocce che però insieme possono fare tanto. Ad esempio, quando scelgo l'auto, di comprare un'auto, magari prendo 1,5 € a benzina piuttosto che un diesel perché buttano fuori meno polveri. Gli autobus, i cambiamenti, cioè servono quindi scelte proprie e tanti soldi per fare scelte strutturali serie. Che cosa vuol dire scelte strutturali? Vuol dire cambiare tutti gli autobus vecchi diesel e tutti messi o elettrici oppure con gas. Scelte di trasporto pubblico, scelte industriali, incentivo le industrie ad emettere meno e magari faccio verso di loro meno controlli perché sono migliori. E tutte queste cose che sono alternative, scelte che io posso fare, vanno
posso dire, nella direzione giusta. Ecco. Certo. Ecco, un po' per quel che riguarda gli aspetti sanitari, perché abbiamo sentito anche così, che cosa ne pensa? Allora, ecco, probabilmente, anzi sicuramente stiamo vedendo un'insorgenza di malattie appunto respiratorie o anche cardiovascolari e che sono in crescita. Ecco, però la qualità dell'aria non sta peggiorando. Ecco, quindi dobbiamo appunto capire se ci sono anche cause confondenti, certo. perché non c'è diretta correlazione. Certo. Ecco, quindi diciamo immaginare che ci sia una correlazione immediata tra inquinamento, malattie, eccetera. Può essere semplicistico. No, è semplicistico, ecco, questo credo sia un dato che va assolutamente precisato. E lei lo ha detto, l'abbiamo sentito anche dal vigore dell'assessore di Treviso, si sono pronunciati i sindaci dell'ANCI, tra l'altro, anche perché hanno annunciato che non basterà questa giornata, non sarà soltanto il fermo, un'iniziativa che li vedrà impegnati. Subito dopo questa giornata del 28 febbraio l'associazione chiederà al governo, lo ha già annunciato, la convocazione di una riunione straordinaria della conferenza unificata per gettare le basi, e qui leggo testualmente quello che dicono, di un piano strategico contro l'inquinamento. Allora, cose che si dicono da anni, come ha sottolineato opportunamente il dottor Benassi, ma quali dovrebbero essere? Ecco, lei ha accennato già a qualcosa, Ecco, il tema delle auto, il tema degli auto. Sì, poi è la programmazione territoriale. Cioè, noi adesso siamo abituati che se andiamo a prendere un frigorifero scegliamo quello di classe A+ o 3A. Ma quando compriamo una casa, per esempio, magari non andiamo a vedere se questa ha capacità termiche particolari, ha risparmio energetico, eccetera. Quindi noi non abbiamo idea di quanta appunto calore, quante risorse buttiamo via perché sbagliamo nelle scelte. Altre cose, il piano territoriale. Può essere possibile che fare, per esempio, un aeroporto, un centro d'attrazione senza prima fare una linea pubblica che porti un treno, una metropolitana? Queste sono cose che in tutta Europa vengono fatte, qua no. Ecco, per esempio il Marco Polo può essere raggiunto solo via nave oppure via macchina. Certo, e questo in effetti la dice lunga. Misure strutturali, allora vediamo di vederne qualcuna che è stata suggerita dai sindaci e di capire, ecco, loro parlano di razionalizzazione dell'uso dell'auto privata, naturalmente qui ci vuole una coscienza, credo, da parte di tutti, non so quanto sia possibile incidere dal punto di vista... Probabilmente anche lei ci ha girato le capitali estere. Quasi nessuno, se non è obbligato, prende il mezzo privato, perché non è conveniente e ci mette molto meno tempo se usa appunto la metropolitana o l'autobus o il treno. Noi probabilmente non abbiamo ancora questa competitività, probabilmente ci mette ancora meno la macchina a entrare in centro rispetto al nostro autobus. Certo. Quindi finché non c'è un'alternativa che non è solo un'idea, ma è una convenienza, probabilmente queste cose non riescono appunto a essere fatte. Non può essere una forzatura, deve essere una convenienza. E si è visto con il tram di Padova, per esempio. Certo. Si è suggerito anche da parte dei sindaci l'estensione delle aree pedonali e quindi le zone a traffico limitato, farne di più. Su questo c'è sempre stata anche un po' di polemica, l'hanno fatto anche alcuni comuni minori, dove è stato preso un po' pesantemente da parte dei cittadini, perché si immagina che il comune piccolo in fondo non abbia questo tipo di problemi. Lei che cosa ne pensa? Allora, il problema del PM10 innanzitutto non è un problema del centro storico, non è un problema della città metropolitana, ma come è stato detto anche prima durante il servizio è un problema che va da Cuneo fino a Pordenone e oltre. Ecco, rimane fuori solo Trieste perché c'è una situazione di bora particolare che quindi spazzola di più. Quindi anche i piccoli centri hanno la stessa problematica. Il problema è che posso fare zone appunto a traffico limitato o appunto anche a bassa emissione se ho il modo per poi poterci entrare, perché se le chiudo appunto e basta, è ovvio che il cittadino non è appunto d'accordo. Ma se ho una buona struttura appunto di piste ciclabili, diciamo mezzi pubblici, anche questi possibilmente non troppo inquinanti, perché abbiamo alcuni autobus ancora in giro che diciamo gridano sì, il primo a dare il cattivo esempio è proprio l'ente pubblico. Diciamo, gridano vendetta, ma
è anche chiaro che se non ho i soldi per cambiarli non posso fare altro. Certo. Insomma. Ecco, un'ultima considerazione che le chiedo è quella che riguarda l'azione proprio dell'ARPAT. Se ci può spiegare a grandi linee Sì. come è attrezzata, che cosa fa oggi dal punto di vista del controllo, soprattutto Certo. dell'inquinamento ambientale. Allora, ovviamente noi abbiamo sistemi di controllo per tutte le matrici, acqua, suolo e aria. Nel caso specifico dell'aria, noi su tutto il territorio veneto ci sono 61 stazioni più 12 mezzi mobili, cioè vuol dire piccoli laboratori mobili che girano per tutte quelle zone che non sono coperte da stazioni fisse. Sono tante o sono poche queste stazioni? Ecco, noi ne abbiamo tante quanto tutta l'Inghilterra, ecco, quindi le situazioni per capire come sta andando ci sono. Bisogna adesso trovare la cura, che non è una cura tipo l'aspirina, ma è una cura lunga, lunga, lunga. E noi saremo pronti per mettere anno per anno, dire come stiamo andando. Certo. Le chiedo un'ultima curiosità prima di salutarci. Certo. È stato realizzato il passante di Mestre e siamo tutti felici perché finalmente si riesce a raggiungere facilmente Venezia, il nord, andare verso Trieste senza grandi problemi. Questo ha aiutato anche lo stato di salute dell'area del Mestrino? Allora, intorno alla tangenziale, proprio vicini, ovviamente si sente il calo e la fluidificazione del traffico ha portato a un calo delle polveri. Ovviamente su area vasta questa cosa qui non è percettibile, quindi quando ci sono queste azioni mirate servono nelle immediate vicinanze, ma poi dopo l'insieme di queste azioni mirate poco alla volta porteranno a un miglioramento complessivo. Bene, e ce lo auguriamo naturalmente. auguriamo. Allora io ringrazio il dottor Benassi per essere stato con noi, abbiamo accennato al passante di Mestre, l'ho fatto un po' apposta perché continuiamo a occuparci ancora di strade e parliamo di un'altra grande opera che è in progetto da tanto tempo, vale a dire la Pedemontana Veneta. La storia della superstrada risale a oltre 30 anni fa, pensate. La nuova arteria prevede 95 km da Montecchio Maggiore a Spresiano, dovrebbe snellire il traffico in direzione est-ovest tra le province di Vicenza e Treviso per alleggerire le intasate strade regionali e la Postumia e la Marosticana. Si è ormai arrivati alla fase esecutiva e questa da molti è salutata come una buona notizia. Dopo un lungo contenzioso tra Impregilo, prima assegnataria dei lavori di costruzione, e il consorzio spagnolo SIS, alla fine è risultato vincitore. Ma anche i cittadini hanno fatto sentire la propria voce e la stanno facendo sentire attraverso i comitati e i consigli comunali che lungo gli anni hanno lottato prima contro la nuova strada e ultimamente soltanto per subire almeno i minori danni possibili. Un caso per tutti è quello di Volpago del Montello, nel Trevigiano, che ci racconta in questo reportage Mirko Cavallini. Casa mia è la più penalizzata forse del comune di Volpago e nessuno. Il palo davanti a casa mia viene spostato di 30 metri più a basso. I fili della luce, che adesso sono a metà strada più o meno da una casa all'altra, di 380.000. Beh, se te va sul disegno che ti ha là in comune, che lo vede bene, palo da spostare è scritto. Sono migliaia gli espropriati che protestano per il passaggio su terreni, edifici, proprietà della superstrada pedemontana veneta. La strada a 2 corsie per senso di marcia più la corsia di emergenza che nei prossimi anni collegherà le province di Treviso e Vicenza con punti di innesto a Montecchio Maggiore sull'autostrada A4 e a Spresiano sulla A27. Noi puntiamo a stare attenti a ogni singolo esproprio affinché siano soddisfatti i requisiti anche di coloro che subiscono questo esproprio. Dall'altra parte la situazione è una situazione che ha visto qualche comune in sofferenza, ma soprattutto la sofferenza non è sul tracciato,
era sull'aspetto altimetrico del tracciato stesso. Sia Riese, Loria sono stati i comuni nei quali si è discusso maggiormente. Volpago in questo momento che stiamo risolvendo dopo aver già risolto Loria e Riese, per cui possiamo dire che il tracciato sarà un tracciato, avrà maggiori costi, ma sicuramente avrà maggiore tutela verso il nostro territorio e verso le nostre bellezze paesaggistiche di questi luoghi. L'iter progettuale è stato molto laborioso ed ha subito una decisa accelerazione dopo la nomina del commissario governativo Silvano Vernizzi. Tra i comuni che hanno subito più espropri, circa 450, e che saranno attraversati per un tratto molto lungo, quasi 7 km, c'è Volpago del Montello. Nelle ultime settimane varie volte comitati di cittadini e amministratori locali hanno voluto far sentire la propria voce a Veneto Strade e alla ditta costruttrice per contrastare l'ipotesi di avere la nuova strada in sopraelevata ad un'altezza di circa 7 metri dal suolo. Ma la vicenda ha ormai una storia decennale. Marzo 2001, la conferenza dei sindaci opta per una superstrada e non per un'autostrada. Che cosa ha comportato questo di fatto? Che le autostrade hanno un'area fascia di rispetto di 60 metri che vengono indennizzati e quindi chi sta dentro questa fascia dei 60 metri viene indennizzato e può andarsene da un'altra parte. Con la superstrada invece la fascia di rispetto è di 40. E questo è stato un grosso errore che è stato fatto, perché molte delle persone che sono qui stasera avrebbero potuto essere indennizzate e andarsene da un'altra parte e invece sono costrette a prendersi, a respirare, come dicevi tu, i veleni di un'autostrada perché si trovano a 41 metri magari dall'autostrada. Cioè la differenza tra la superstrada che viene realizzata e un'autostrada, sapete in cosa consiste? In 50 centimetri in meno della corsia d'emergenza in entrambi i lati. Nel 2002 il Comune propone una prima modifica al progetto spostando a nord e alzando in rilevato una parte del tratto previsto in trincea. Novembre 2004 una delibera di Consiglio Comunale chiede di aumentare gli accessi e abbassare tutto il percorso in trincea, ma solo con 2 voti favorevoli e l'astensione della maggioranza. Settembre 2005 lo studio di impatto ambientale sposta il tracciato ancora più a nord verso il Montello. Marzo 2006 una delibera del CIPE prevede con sorpresa di tutti che il tracciato volpaghese sia interamente in sopraelevata. A settembre il nuovo Consiglio Comunale chiede nuovamente di spostare tutto in trincea. Inizia in seguito la diatriba legale tra Impregilo e il consorzio spagnolo SIS per l'assegnazione dei lavori del project financing. 2 anni di attesa e contese giudiziarie risoltesi quasi definitivamente a favore della SIS. Ad agosto 2009 viene nominato il commissario governativo, che fa partire le pratiche per gli espropri partendo dal progetto in sopraelevata. I comitati si riorganizzano e con l'appoggio della giunta comunale e della provincia raccolgono oltre 2000 firme per chiedere che il lavoro sia fatto tutto in trincea. È una proposta che va incontro ai comitati, così come impegno assunto durante un incontro di comitati nella sala consigliare provinciale per un abbassamento per portare in trincea la maggior parte del tracciato che attraversa Volpago, per cui una condivisione col Consiglio Comunale di Volpago. Dall'altra parte sia il PDM commissario che i proponenti di questa superstrada hanno dato ampie rassicurazioni che tutto ciò che è possibile spostare in trincea sarà spostato, a tutela anche di un nostro piano d'area che abbiamo già approvato qualche anno fa, che diceva chiaramente che il cono visivo del Montello deve essere tutelato. Su questo principio ovviamente hanno capito, la SIS di Torino ha capito che bisogna portare in trincea il tracciato. Su questo sono sicuro andremo incontro alle esigenze e rispetteremo una nostra volontà e la volontà dei cittadini di Volpago. Il 24 febbraio 2010 il Comune riceve una proposta di modifica con il 40% del tratto interessato in trincea e il 60% in rilevato, ma al massimo di 2 metri.
toccato giù a Veneto Strade e mi è stato consegnato il profilo che poi vi faremo vedere relativo alle modifiche che mi erano state indicate sulla modifica del progetto preliminare a me e all'assessore Pasto ancora il 4 di febbraio, quindi sono state tutte confermate e hanno fatto anche, diciamo così, abbiamo anche i profili. Il Consiglio Comunale aperto al pubblico approva una nuova richiesta formale per abbassare tutto in trincea. Chi è favorevole alzi la mano, astenuti, contrari. Bene, quindi adesso l'auspicio, adesso da domani verrà inviata al Presidente della provincia, al commissario e ai sindaci del comune del Consorzio Montello perché appoggino. Nel frattempo vedremo un attimo se si può ottenere qualcos'altro. La provincia di Treviso a sua volta esaminerà l'argomento nel Consiglio in programma lunedì 1 marzo. L'importante però adesso è completare il progetto esecutivo e partire. Io mi auguro si possa partire e vedere le prime ruspe già da settembre-ottobre di quest'anno. La pedemontana si farà e sarà a pagamento per tutti, esclusi parzialmente i residenti che potranno transitarvi liberamente fino a un tratto di 12 km. A cittadini, comitati e amministratori locali rimane, come in altri casi, l'amarezza di non avere una voce abbastanza forte per dialogare con chi sostiene l'interesse nazionale di un'opera che, per quanto mitigata, lascerà comunque un segno nel paesaggio e nella qualità di vita di tutta la fascia pedemontana tra Vicenza e Treviso. Questione naturalmente che continueremo a seguire anche perché ci sembra particolarmente rilevante il tema del rapporto sicuramente tra sviluppo e qualità del nostro ambiente, dei nostri ambienti e il paesaggio. Una breve pausa pubblicitaria, subito dopo la pagina politica. A tra poco. E ripartiamo con la pagina politica, i temi che riguardano le prossime elezioni e con una precisazione che abbiamo già abbondantemente fatto dove era necessario farla, ma che dobbiamo direttamente anche ai nostri telespettatori, perché nei giorni scorsi è comparso con grande risalto questo titolo nei quotidiani locali. Telechiara ci invita in TV, ma solo a pagamento. A chi pronuncia questo è in questo caso Forza Nuova. La notizia, ricordiamo, è legata a un esposto che è stato presentato appunto dal partito che candida Paolo Caratossidis alla presidenza della Regione Veneto, al Corecom, autorità di controllo, ricordiamo, del rispetto delle normative dettate dalla par condicio in campagna elettorale da parte di media e forze politiche. La legge prevede che vengano resi pubblici spazi e listini per la propaganda elettorale, cosa che abbiamo fatto nel rispetto delle normative. Per errore è stata definita di informazione una trasmissione che non si qualifica come tale e che avevamo pensato in un primo momento di mettere tra le proposte a disposizione delle forze politiche per far fronte a tante richieste di candidati e liste di poter avere uno spazio adeguatamente ampio e articolato per presentare i loro programmi. Tutto qui, nulla che riguardi gli spazi informativi di Telechiara, che su questi spazi esercita la massima libertà nel rispetto delle norme e della deontologia professionale, senza nulla chiedere a candidati e liste di cui si occupa per informare soprattutto i suoi telespettatori, perché questo è il diritto principale nel corso delle elezioni. Su questa base, anzi, vi anticipo che da venerdì prossimo, fatti nostri, diventerà governatore per un'ora, con un programma informativo che dalla settimana successiva andrà in onda addirittura 2 volte alla settimana, il giovedì e il venerdì, proprio per consentire a tutti i candidati alla carica di Presidente di potervi adeguatamente partecipare. Sarà condotto da Edoardo Pittalis, avrà in ogni puntata un candidato Presidente e alcuni ospiti che rappresentano a vario titolo la società civile.
e di questo è informata naturalmente anche Forza Nuova e ovviamente il Corecom, e Forza Nuova ha dato opportunamente la sua adesione. Ebbene, continuiamo con la pagina politica. Scade, ricordiamo, sabato sera, per chi ci segue questa sera venerdì alle 24 il termine ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati per le elezioni regionali e comunali del 28 e 29 marzo. Ai 3 candidati ufficiali del Partito Democratico, Giuseppe Bortolussi, PDL, Luca Zaia e UDC Antonio De Poli, si è aggiunta oggi, venerdì, la candidatura ufficiale di Paolo Karatossidis di Forza Nuova. Quali altri saranno le forze ancora non lo sappiamo. Al momento ancora solo 2 i candidati ufficiali alla carica di sindaco di Venezia. Cristina Pagnin e Antonello Calzavara hanno scelto di scendere tra i cittadini più in vista della città per sentire cosa si aspettano dai candidati in questo mese di campagna elettorale. Quali idee per la Venezia del prossimo futuro dovrebbero maturare secondo loro. Seguiamoli. Elezioni comunali. I candidati si stanno ancora scaldando all'angolo. Il gong suonerà domani a mezzogiorno, quando a Ca' Farsetti scatterà ufficialmente lo stop alla presentazione delle liste. Candidati sindaco e consiglieri. I giochi dunque non sono chiusi e qualche sorpresa potrebbe arrivare, anche se ai più sembra evidente che la sfida finale la disputeranno i 2 esponenti del PD e del PDL, l'avvocato Giorgio Orsoni e il ministro Renato Brunetta. Nulla di certo comunque, e allora, in attesa di scoprire cosa accadrà il 28 e il 29 marzo, siamo andati a chiedere a chi vive, studia o lavora a Venezia come vorrebbe fosse questa città e cosa chiede al nuovo sindaco. Il nostro tour inizia a Marghera, con il fondatore della società di lavoro interinale Umana, da pochi mesi alla guida degli industriali veneziani. E noi chiediamo al futuro sindaco, o ai candidati, perché l'interesse è sentire cosa dicono i candidati di questo, quanto e come credono nell'impresa, quanto e come credono che l'impresa debba essere rimessa di nuovo al centro dell'agire amministrativo, non solo comunale ma anche regionale. La città è di tutti, la città non è solo del sindaco, che la rappresenterà sicuramente nel migliore dei modi, ma sarà nel migliore dei modi proprio perché riuscirà a cogliere le problematiche, gli interessi, i sogni di tutte le persone che vivono a Venezia. E per Venezia io intendo sempre la Venezia metropolitana, sempre una persona che riesca a sognare e a far sognare le persone che lavorano, quelle che hanno meno tempo di andare a bussare tutte le porte del comune o dei vari uffici comunali, quelle che non vede mai perché stanno lavorando, perché stanno cercando di portare a casa il frutto del lavoro per i propri figli e per il benessere della collettività. Quelle sono le persone che devono essere messe al centro. Le persone al centro, i lavoratori dunque, ma anche chi oramai è in pensione, gli anziani. Sonia Pisciutta, ex dipendente INPDAP, è una volontaria. Ogni mercoledì alla CISL di Mestre incontra i pensionati, il più delle volte per aiutarli a ottenere un prestito. Molti infatti hanno pensioni basse e in una città cara come Venezia fanno fatica. Ma il reddito non è il loro unico guaio. Il problema più sentito senz'altro è l'abitazione e in più anche il problema dei trasporti, perché se noi consideriamo anche il fatto, io ho letto proprio pochi giorni fa su un quotidiano che stanno diminuendo i posti letto a Venezia perché verrà chiuso il reparto di nefrologia, ci troveremo ad avere un ospedale civile che una volta era il fiore all'occhiello per Venezia, ci troveremo a avere soltanto un pronto soccorso. Mancheranno quindi le prestazioni, le cure e la diagnostica. I veneziani, e considerando ancora che la fascia di età della popolazione veneziana è medio-alta, si troverà a dover affrontare viaggi molto molto disagevoli con un vaporetto e 2 cambi di autobus per raggiungere il nuovo ospedale, l'Angelo. Che cosa chiedete? Chiediamo anche che perlomeno rimanga com'è l'ospedale civile. Già ce ne hanno tolti 2, il GB Giustinian e l'ospedale al mare. A sorpresa, tra le richieste che i pensionati rivolgono al sindaco c'è anche più attenzione per i giovani. In un comune dove l'età media degli abitanti è sui 47 anni, i giovani sembrano una razza in via di estinzione. Tanto che alcuni di loro, per lo più trentenni e quarantenni, stufi di rimanere esclusi dalle scelte sulla città, si sono uniti in un social network, i 40 per Venezia. Loro cosa chiedono al nuovo sindaco?
Io chiederei 3 cose molto importanti. Il primo, che ci sia un progetto di città, nel senso che chi oggi ha una famiglia di bambini di 8-9 anni sappia che possono restare a vivere e lavorare a Venezia. Quindi ci vuole un progetto di città nel futuro, per chi nasce a Venezia e per chi sceglie Venezia. Secondo punto molto importante, bisogna lavorare sul turismo, far sì che questo incredibile indotto economico e di gente venga spalmato come ricaduta positiva sull'intera città, cioè i veneziani abbiano dei buoni servizi grazie a una giusta ricaduta dell'economia del turismo, che non deve invece finire nelle tasche di poche categorie. La terza cosa assolutamente necessaria per Venezia è voltarsi e guardare l'acqua, perché Venezia ha una grande tradizione marinara e possiamo sviluppare economie e posti di lavoro qualificati nella nautica, nel recupero delle tradizioni, nella riapertura dell'arsenale. Cioè, questo è un progetto per la città, un turismo organizzato che faccia bene alla città e riguardare all'acqua. Come si vive da giovani a Venezia? Questa è la questione, nessuno si domanda come si vive da giovane a Venezia, qui tutto va avanti e c'è bisogno proprio di un sindaco che si cali e chieda: ma come vive un ventenne oggi a Venezia? Potrà vivere a 25 anni ancora a Venezia o a 30? Potrà avere la macchina a Piazza di Roma? Potrà pagarsi una casa? Potrà avere un lavoro a Venezia? Questa è la domanda. Se sa rispondere a queste domande lo voteremo. Nuovi cittadini veneziani. Una città infatti è viva quando attira nuovi residenti, giovani e laureati per esempio, che dopo la laurea scelgano di rimanere nel comune che li ha ospitati. E allora andiamo a Ca' Foscari. Luca, studente fuori sede, è emiliano e non voterà alle elezioni comunali, ma abita qui, è un residente di fatto e ha diritto ad esprimere un'opinione. Gli studenti di Venezia sono a tutti gli effetti dei cittadini veneziani, hanno le stesse esigenze dei cittadini veneziani, hanno bisogno di servizi pubblici, hanno bisogno di case, hanno bisogno di supermercati, negozi, locali, hanno le stesse esigenze degli abitanti di Venezia. E qui come vive uno studente? Qui è difficile vivere a Venezia per uno studente che viene da fuori, innanzitutto per i costi, questa è la prima evidenza, la difficoltà di trovare una casa, la difficoltà di trovare locali, per esempio, aperti fino a tardi, non è facile, per esempio. Per cui la questione è questa, secondo me, e anche la mia domanda, cioè Venezia è o non è una città universitaria? Cioè l'amministrazione vuole investire su una risorsa per la città, perché noi portiamo risorse alla città, perché uno studente che viene da fuori a Venezia investe il suo tempo e i suoi soldi a Venezia. Magari se Venezia piace gli studenti poi potrebbero anche restarvi. Esatto. Il rischio è di trasformarla altrimenti in una bella scenografia per gli studi, però resta una città usa e getta, no? Come per i turisti spesso. Mentre invece se uno trova una città che investe anche su di lui, magari ci resta. A pensarla così è un po' tutto il mondo accademico che al nuovo sindaco chiede un'alleanza tra l'amministrazione e gli atenei cittadini per costruire insieme il futuro. Venezia è sicuramente il più bel campus naturale al mondo e le università veneziane potrebbero diventare le migliori università in Europa, sicuramente in campo umanistico, linguistico ed anche socio-economico. In che modo le università e l'amministrazione comunale potrebbero cooperare per raggiungere questo obiettivo? Penso che il mondo accademico sia in grado di fare la sua parte e che molto di quello che c'è da fare, molte delle decisioni da prendere siano comunque di competenza del mondo accademico. I risultati sarebbero sicuramente maggiori se avviassimo una stretta collaborazione anche con il resto. Nel resto c'è un po' di tutto. A guardare bene c'è anche l'altro volto di Venezia, quello industriale o post-industriale, quello delle chiusure d'azienda, delle vertenze aperte, delle fabbriche occupate e degli operai lasciati a casa. Per concludere il nostro tour allora ce ne andiamo a Fusina, ai cancelli dell'Alcoa, dove Ermenegildo Bozzo, operaio specializzato al laminatoio dal 96, ci spiega che cosa chiede lui al sindaco. La mia richiesta, credo, al futuro sindaco di Venezia, credo sia quella di molti operai del territorio veneziano, è quello di uno straordinario impegno politico per salvaguardare quel che resta del polo industriale di Venezia e di Marghera. Ecco, questo è quello che chiediamo dopo, credo, decenni un po' di abbandono della nostra situazione da parte di tutta la politica veneziana. Oggi chiediamo sia giunto il momento di difendere questo polo. Ne va delle famiglie, ne va del territorio, ne va dell'economia. Non siamo un fortino che chiede l'inutile o l'impossibile. Chiediamo di lavorare con condizioni di mercato che abbiamo dimostrato di avere
culture professionali. Il laminatoio di Alcoa è un laminatoio di eccellenza in tutta Europa. Chiediamo di essere salvaguardati sotto questo punto di vista. Il sindaco cosa può fare se per esempio le multinazionali grandi vogliono andarsene da qui? Beh, come fanno tanti altri territori del Trentino, del Friuli Venezia Giulia, cioè le aree devono essere cioè se un'azienda va via, le aree devono ritornare al pubblico, al comune. Te manca poco per la pensione? Sì, non so dire se purtroppo o è meglio così perché gli anni passano. Sì, io un anno e mezzo arrivo alla pensione e quindi sarebbe drammatico per me essere licenziato. Voi capite benissimo che una persona, un lavoratore di 55 anni messo nel mercato non credo abbia molte opportunità. Ma al di là della mia condizione personale, qua ci sono famiglie e ci sono speranze anche di più giovani di crearsi una famiglia, di crearsi un futuro, una vita. Ecco, questo è quello che chiediamo al prossimo sindaco di Venezia. Messaggi in una bottiglia che chiudiamo e spediamo a Cafarsetti, sperando che chiunque verrà eletto la raccolga, la metta sulla propria scrivania e ogni giorno, prima di cominciare a lavorare, le dia una bella occhiata. Ecco, questo quello che abbiamo sentito come speranze e attese dei cittadini veneziani per le prossime elezioni. Adesso torniamo, come spesso facciamo, tra i giovani per raccontare un'iniziativa ormai diffusa. Si chiama Progetto Giovani. È ormai molto più di un progetto, ma ha conservato questa definizione perché si sa, i giovani e i loro interessi cambiano continuamente. Parlare di giovani, progettare per i giovani significa costituire e istituire una sorta di laboratorio permanente. Quello che Micaela Faggiani e Martina Cazzi ci raccontano in questo bel reportage sul progetto Giovani di Padova che sta vivendo una stagione, lo sentiremo, davvero felice. E questo è importante soprattutto per i giovani. Seguiamole. Nella nuova sede di Progetto Giovani di Padova all'interno del Centro Culturale San Gaetano Altinate vogliamo capire che cos'è Progetto Giovani, che cosa serve, quali servizi offre, che cosa chiedono i giovani a Progetto Giovani. Entriamo. Siamo con Fiorita Luciano, dirigente del Progetto Giovani del Comune di Padova. Facciamo un po' un quadro di questo Progetto Giovani così grande, così importante per una città come Padova. Beh, possiamo dire che intanto sono 21 anni che esiste, che non è una cosa da poco per un'amministrazione riuscire a conservare per tanti anni delle risorse per delle politiche giovanili che in genere risultano sempre un po' residuali. L'attenzione è stata altissima, in questi anni il progetto si è evoluto, ha conservato il nome di progetto perché riteniamo che sia un working in progress, visto che abbiamo a che fare con dei giovani che cambiano continuamente. Siamo con Francesco Pavan, responsabile del settore comunicazione di Progetto Giovani. Un onere e un onore perché è importante comunicare in modo giusto ai giovani che cosa propone Progetto Giovani. Allora, la nostra attività principale di comunicazione viene fatta su web. Abbiamo sviluppato un portale ricchissimo di contenuti negli ultimi 2 anni. È un portale che conta circa 50.000 visite assolute ogni mese, che è un dato veramente eccezionale, uno dei portali più visitati del settore del Comune di Padova. E nel nostro sito si possono trovare moltissime informazioni di carattere giovanile, riguardanti il mondo giovanile, e in particolare negli ultimi 2 anni abbiamo puntato moltissimo sulla cosiddetta comunicazione web 2.0, quindi sul social networking e su contenuti multimediali. Ad esempio abbiamo un profilo su Facebook, un profilo su YouTube, su Flickr,
eccetera. Per esempio mi fai vedere qualche contenuto di questo sito? Allora, ti faccio vedere. Qui abbiamo ad esempio delle aree tematiche, secondo me molto utili, molto importanti per gli utenti, dove vengono spiegate ad esempio le funzionalità dei contratti di lavoro, come fare per muoversi, per cercare lavoro. Ecco, una parte importante del nostro sito è riservata proprio a una bacheca per la ricerca di lavoro. Informiamo su quello che viene realizzato da Progetto Giovani e su qualsiasi informazione, diciamo, di carattere giovanile, di interesse giovanile. Siamo con Laura Zago, operatrice dell'Informa Giovani, operatrice anche dello sportello Curriculum. Innanzitutto, che cos'è l'Informa Giovani, che cos'è lo sportello Curriculum? Allora, l'Informa Giovani è un servizio di informazione e orientamento rivolto ai giovani fino ai 35 anni, e le aree sulle quali diamo informazioni sono la formazione, la scuola, il lavoro, le attività di tempo libero, quindi corsi, mobilità all'estero, diamo consulenze per la stesura del curriculum e abbiamo anche un servizio di primo commercialista, quindi per ragazzi che magari vogliono fondare un'associazione o giovani imprenditori. Abbiamo inoltre un servizio di wireless, wifi, quindi i ragazzi possono consultare internet in modo gratuito, consultazioni riviste, quindi che riguardano il lavoro ma anche qualsiasi altra cosa. Ci spostiamo alla tua collega Lucia Prudentino, operatrice dell'Informa Giovani e referente dello sportello Eurodesk. Sportello Eurodesk che cos'è? Allora, lo sportello Eurodesk è un servizio gratuito ovviamente di consulenza dell'Informa Giovani rivolto a tutti quei giovani che intendono avere anche una semplice informazione di mobilità internazionale. Siamo con Giulia Furlanetto, operatrice dell'area creatività di Progetto Giovani Padova. Allora, che cos'è l'area creatività e i giovani cosa possono fare all'interno di quest'area? Allora, l'area creatività di Progetto Giovani è una sezione appunto dell'ufficio che si occupa di promozione e formazione dei giovani artisti. L'area creatività è anche sede locale dell'Archivio GAI, che è un'associazione, un circuito per la promozione dei giovani artisti a livello nazionale, che racchiude circa 45 amministrazioni a livello nazionale in tutta Italia. Tra le iniziative più importanti che organizziamo da 15 anni ormai ci sono una serie di iniziative per le arti visive come Quotidiana. Poi c'è Segnale l'Orizzonte, che è era un festival dedicato allo spettacolo, al teatro, alla danza, e che da quest'anno, a partire da novembre, è stato trasformato in un progetto di formazione per giovani artisti multidisciplinare. I giovani che vengono qui da voi, che cosa chiedono? Soprattutto spazi, chiedono ascolto, chiedono di vedere valorizzata la loro arte? Molti chiedono spazi proprio di visibilità per le loro produzioni, e chiedono di essere presi sul serio, che il loro essere artisti sia appunto una cosa seria per tutti quanti, cioè sono un artista, ho il diritto di lavorare anch'io, cioè non è un hobby, non è una semplice passione, è un mio modo di dare un contributo alla società. Ci fai vedere qualche catalogo, magari sito internet? Sì. Siamo con Laura Agnan, coordinatrice dell'ufficio Progetto Giovani di Padova. Cosa non abbiamo ancora detto del Progetto Giovani di Padova? Diciamo che non abbiamo forse sottolineato il lavoro che stiamo facendo per promuovere il servizio civile, sia nazionale che regionale. Diciamo che abbiamo avuto in questi anni una storia importante nell'ambito della valorizzazione del volontariato, e abbiamo colto anche l'occasione di queste due opportunità recenti per fare la proposta del servizio civile, insomma, ai giovani padovani e non.
e con ottimi risultati. Per fare un esempio, l'ultimo bando, che prevedeva 70 posti, ha avuto 170 richieste da parte dei giovani della città, per cui siamo stati costretti a fare una selezione molto, molto dura per selezionare i volontari. Molti progetti anche con le scuole della città. Sì, è molto intensa anche l'attività con le scuole e con loro abbiamo deciso di istituire una sorta di coordinamento per cui incontriamo dirigenti e rappresentanti degli studenti un certo numero di appuntamenti durante l'anno e stiamo lavorando su alcune precise tematiche, il tema della memoria, il tema della cittadinanza, per cui con numerose iniziative che concordiamo. Siamo con Laura Schiavo, coordinatrice dell'area animazione di Progetto Giovani. Allora spiegaci che cos'è l'area animazione e che cosa fa in pratica. Allora, l'area animazione si occupa principalmente di gruppi giovanili formali e informali, ossia associazioni costituite, oppure gruppi di interesse che possono essere gruppi teatrali, musicali, legati al writing, alla breakdance, arti di strada, eccetera, o semplicemente dei gruppi di ragazzi che si ritrovano per stare insieme. Quello che facciamo in sostanza sviluppiamo delle iniziative, delle attività legate a degli interessi che loro hanno. In che modo? Principalmente promuovendo quello che noi diciamo la cittadinanza attiva, partecipazione e mettendoli in contatto con risorse del territorio. Risorse che possono essere spazi, possibilità, occasioni o anche altre realtà che si occupano delle iniziative che loro interessano. Poi abbiamo un progetto che insomma sarà il punto di forza di quest'anno ed è il progetto Lada Negri, è uno spazio che noi abbiamo progettato nell'arco di diversi anni in collaborazione con le associazioni e i gruppi con cui noi abbiamo lavorato nel tempo proprio per cercare di dare la risposta più adeguata al territorio e all'ambito giovanile padovano. Sarà un centro culturale aggregativo nella zona di Camin e lì ci saranno spazi per fare prove e iniziative legate alla danza, al teatro e ai laboratori. Siamo con Anna Maria Papini, operatrice dell'area Spazio Europa di Progetto Giovani. Che cos'è intanto quest'area? L'area Spazio Europa di Progetto Giovani si occupa della mobilità giovanile relativamente alle opportunità dell'Unione Europea e non solo. Quindi da noi vengono ragazzi che sono interessati al servizio volontario europeo, facciamo colloqui e sostegno poi sia in accoglienza che in invio, quindi sia aiutiamo i ragazzi che vogliono partire, sia poi anche ospitiamo due volontari ogni anno che provengono da vari paesi dell'Unione Europea. In questo momento stiamo ospitando due ragazzi, uno dal Portogallo e una ragazza dal Belgio. Quanti ragazzi sono interessati allo Spazio Europa e quali sono i ragazzi che vengono e vorrebbero fare qualcosa? Moltissimi, più o meno anche un centinaio all'anno vengono a fare colloqui, ma anche molti di più. Abbiamo 2 giorni a settimana nel quale siamo aperti per appunto consulenze, per poter spiegare come partecipare a questi scambi, e poi per un target anche più giovane, tra i 15 e i 17 abbiamo sempre, o anche 18, dipende sempre dai vari progetti che troviamo a livello europeo, ci sono possibilità di scambi socioculturali. È un grande risultato questo, un punto di partenza, di ripartenza. Siamo arrivati appena un anno fa all'interno del Centro Culturale San Gaetano, è un grande punto di riferimento per i giovani ed è una scelta che in questi 12 mesi ha dato una grande visibilità anche al Centro Culturale, che ha visto molti giovani nuovi, fasce nuove di giovani che si sono avvicinati e che hanno cominciato a frequentare questi spazi, quindi siamo molto soddisfatti.
Altro tema, altro fatto nostro, in questo caso è davvero il caso appunto di dirlo. Mercoledì mattina l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che sopprime le provvidenze per l'editoria a favore di radio e televisioni locali. Un provvedimento che ha inspiegabilmente valore retroattivo, visto tra l'altro che vale anche per il 2009 e che mette davvero in seria difficoltà tutta l'emittenza locale, Telechiara compresa. Al telefono abbiamo il segretario generale dell'AERA Anticorallo, che riunisce 985 imprese radiotelevisive locali, tra cui Telechiara. Buonasera Fabrizio Berrini. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, proviamo a spiegarlo ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo, che ci seguono anche con tanto affetto, devo dire. Un provvedimento che arriva a sorpresa. Quali saranno le conseguenze? Il provvedimento è arrivato come un fulmine a ciel sereno, nel senso si stava discutendo di sopprimere i contributi alle radio, alle tv e ai giornali di partito, e improvvisamente i giornali, le radio e le tv di partito continueranno per un anno ad avere i contributi e noi invece li abbiamo avuti e sono stati eliminati. Per capire in brevissimo tempo cosa sono questi contributi: sono agevolazioni tariffarie per le linee telefoniche, per la corrente elettrica e un rimborso per le agenzie di stampa. Tutti i giornali ne usufruiscono e improvvisamente sono state tolte con valore retroattivo all'emittenza radiofonica e televisiva locale. Le conseguenze saranno devastanti su due fronti: uno per i cittadini. I cittadini avranno meno informazione locale nel proprio territorio. Ricordo che oggi solo le radio e le televisioni locali sono presenti quotidianamente sul territorio e danno e fanno una buona informazione locale. Dall'altro per le aziende e purtroppo per i dipendenti, perché venendo a mancare questi aiuti economici, le redazioni verranno ridimensionate, ci saranno meno giornalisti perché ci saranno meno risorse. Questa è una prospettiva, direi, devastante per quello che è accaduto in questi Certo, giorni. senta Berrini, proviamo a darcene una ragione. Da che cosa può essere motivato questa decisione, questo voto che, ricordiamo, tra l'altro ha avuto il voto favorevole da parte della maggioranza e sorprendentemente l'astensione da parte dell'opposizione, mi pare, no? Guardi, se ci fosse da pensare male, pensiamo pure male. Non si doveva assolutamente discutere di contributi all'emittenza radiofonica e televisiva locale, ma come dicevo prima si discuteva di altri contributi per giornali, televisioni e radio, che poi sappiamo benissimo tutti che tipo di diffusione di ascolti hanno, e con una mano è stato data e con un'altra mano è stato tolto, solo che hanno tolto a noi. Ecco, quali iniziative ci sono in cantiere e quale possibilità, anche in qualche maniera, c'è una possibilità di poter far rivedere questo provvedimento? Allora, AERA Anticorallo raggruppa oltre 900 emittenti televisive, radiofoniche locali, tra cui la vostra. Noi martedì terremo una conferenza stampa a Roma, annunceremo una campagna dai 100.000 comunicati dove tutte le radio e tutte le televisioni locali manderanno in onda questi comunicati affinché il governo e il Parlamento ci ripensi e voglia ripristinare questi contributi. Nel frattempo ogni radio, ogni televisione locale dovrà per forza di cose coinvolgere i propri deputati, i deputati delle proprie zone, per cercare di sensibilizzarli di fronte a questa iniziativa che rappresenta un vero pericolo per la libertà di informazione nel nostro Paese. Certo. Ecco, le chiedo un'ultima cosa, un suggerimento, se vogliamo, se possiamo dare ai nostri telespettatori e a chi ci segue anche con particolare attenzione. C'è qualcosa che possono fare per aiutarci a continuare a sopravvivere a questo punto? In questo momento tutti i telespettatori e gli ascoltatori delle radio devono sensibilizzarci su questo problema. Non capiamo perché grandi giornali come Repubblica, il Corriere della Sera e tanti altri hanno questi sostegni e non si capisce perché solo a noi sono stati tolti. Allora tutti insieme
noi operatori e anche i nostri telespettatori e radioascoltatori devono stringersi intorno e magari se incontrano qualche deputato tirargli un po' le orecchie e dirgli ma che cosa avete fatto alla mia radio, alla mia televisione locale. Certo, anche perché insomma il periodo per certi aspetti è anche propizio di politici, se ne incontreranno molti ecco, in queste settimane. Confidiamo molto nell'esito della nostra campagna di spot che andrà in onda perché si vedrà veramente in tutta Italia. Benissimo, grazie al segretario generale dell'AER Anticorallo, buonasera. Buonasera a lei. Ci risentiremo più avanti per fare un po' il punto della situazione. Noi intanto apriamo una finestra sul sociale, protagonisti ancora i giovani che fanno riferimento alla cooperativa sociale, in questo caso San Gaetano di Tiene nel Vicentino. Si occupa anche questa di qualificare il tempo dei giovani, come abbiamo visto per Progetto Giovani a Padova, ma in questo caso giovani costretti a fare i conti con forme diverse di disagio psichico. Una cooperativa cresciuta nel tempo non solo come numero di utenti, ma anche come capacità di produrre lavoro qualificato in settori molto diversi tra loro e che ora deve fare i conti con una crisi che non risparmia nemmeno chi opera nel sociale. Sentiamo allora Paola Sartore e Marco Omesti. Il lavoro che non c'è non guarda in faccia proprio nessuno, nemmeno chi da oltre 20 anni fa della manualità applicata alla meccanica e agli assemblaggi un quotidiano impegno sociale. È il caso della cooperativa sociale San Gaetano di Tiene, che da quasi un quarto di secolo opera per dare un senso nuovo alla vita di tante persone altrimenti costrette a rimanere ai margini della società. Giovani uomini e giovani donne che fanno fatica a relazionarsi con l'esterno o che devono fare i conti con limiti oggettivi a causa dei quali non è possibile lavorare secondo i canoni della cosiddetta normalità e che nei locali della cooperativa sono impegnati invece ogni giorno per ditte alle quali garantiscono lavori nei settori della gomma, della tipografia, del giardinaggio e della meccanica. Commesse talvolta semplici, in altri casi invece molto sofisticate, eseguite da persone formate in modo tale da garantire standard qualitativi sempre molto elevati. La crisi ha però travolto questo virtuoso processo occupazionale, grazie al quale all'interno della cooperativa hanno trovato un impiego 3 soci svantaggiati e 3 soci lavoratori, tutti a libro paga, ed una quindicina di giovani con inserimento sociale seguito dall'ULSS 4. Per loro ora il futuro parla lo stesso incerto linguaggio che riempie l'aria di troppe imprese anche a nord-est. Crisi totale. Quindi avete avuto meno lavoro quest'anno? Esatto, proprio. Questi ultimi mesi è stata dura, e specialmente 3-4 mesi fa abbiamo avuto settimane morte proprio, zero ordini e siamo stati anche a casa, insomma, mezze giornate a turno e anche giornate intere. Io spero ci sia continuità, insomma, avendo diversi settori di lavoro spero che ci sia qualche spunto, se magari va male da una parte va bene dall'altra, insomma, tutto qua. Quindi l'importante è reinventarsi. È reinventarsi, sapersi adattare soprattutto. Lo spirito, per chi in questa cooperativa ha trovato lavoro e soprattutto un'occasione di riscatto, continua ad essere lo stesso, positivo e soprattutto propositivo, ma è un fatto che la situazione è arrivata ad essere nel 2009 addirittura tragica, con i clienti, una ventina, ridottisi fino a poter essere contati sulle dita di una sola mano e il fatturato che in autunno è sceso addirittura del 40%. Un colpo pesante per una realtà che può garantire la copertura di tutte le spese, stipendi compresi, con un impegno di 200.000 euro, che riesce a fatturare in realtà 140.000 euro l'anno e che nel 2009 ha visto scendere questa quota fino a 100.000 euro. Un buco pesante che chiede la discesa in campo di tutte le forze in grado di muovere non solo il mercato, ma anche la pubblica responsabilità. A noi tocca la pianificazione sociale dei prossimi anni. Sarà nostro compito nel piano di comunità dal 2011 al 2013 investire nei confronti di questa cooperativa, di questa realtà, poiché il momento economico che conosciamo richiede anzitutto un investimento su queste strutture. Non dimentichiamoci che la crisi economica, nel momento in cui colpisce le imprese, colpisce i committenti dei servizi che vengono resi all'interno di questa realtà.
Possiamo fare campagne di sensibilizzazione. Dobbiamo noi per primi a Thiene coinvolgere tutti gli altri comuni e dire che esiste questa realtà che molti non conoscono, ma non conoscono perché la cooperativa è stata brava e si è sempre mantenuta, non ha chiesto mai nulla, si è arrangiata con pochi contributi e quindi si è autogestita. Ora è in crisi e ha bisogno di noi, quindi per forza di cose gli amministratori tutti sono chiamati ad avere un occhio di riguardo per questa cooperativa. Gli alpini di Thiene intanto si sono già mossi con una donazione che si propone soprattutto come un buon esempio da seguire. La buona volontà, soprattutto negli alpini, non manca mai. Credo che abbiamo dato esempi 1000 volte della nostra disponibilità. E dico, purtroppo, non è che sia una cifra immensa, ma penso che nella situazione in cui si trova questa cooperativa, anche una goccia possa servire per riempire un poco alla volta i bicchieri di cui ha bisogno. Una goccia importante, certo, ma pur sempre una goccia, quella degli alpini, che non può compensare il bisogno di un'azione molto più strutturale contro la crisi. Con questa crisi avevamo puntato su contributi, ma abbiamo capito che il contributo serve solo a saldare momentaneamente delle problematiche. Abbiamo bisogno che i ragazzi trovino lavoro. Lei si pensi che la mattina abbiamo 20 ragazzi che arrivano e altri 20 volontari da far lavorare, cioè 40 persone, perciò stiamo impostando con gli industriali, con le persone sensibili, con gli artigiani, una sensibilizzazione perché si possa trovare lavoro, insomma la commessa di lavoro, questo è il nostro scopo essenziale. Un lavoro difficile per ricostruire una solidità compromessa dalla crisi e soprattutto per dare ancora la certezza di un futuro a persone che a causa del loro disagio psichico rischierebbero di vivere isolati dal mondo. Solo nel territorio dell'US4 sono circa 500 le persone affette da malesseri o patologie di tipo mentale. Per quelli che sono riusciti ad entrare in cooperativa, gli enti pubblici investono circa 35.000 euro l'anno, una cifra decisamente contenuta se si considera che l'inserimento di 20 persone in strutture come i CEOD costerebbe invece intorno ai 70 euro a persona al giorno, in totale circa 500.000 euro ogni anno. Credere nella cooperativa ha dunque più di un valido motivo, a prescindere dall'investimento in chiave prettamente sociale, sicuramente il più importante. Sicuramente si crea un rapporto con i ragazzi molto intenso, perché sono persone che fondamentalmente hanno un po' bisogno di tutto, dalle cose più banali alle cose più concrete, quindi è inevitabile che si crei un rapporto che va al di là del rapporto lavorativo. Ti donano tanto perché per loro diventi parte della famiglia, quindi affetto, amicizia, ti donano se stessi praticamente perché si entra a far parte di una famiglia nuova. Sì, si lavora tanto. E anche se si fatica tanto, tu sei contento lo stesso? Sì, mi sono contento lo stesso. È da tanti anni che sei qui? Sì. Cambieresti posto? No. Ma qui sono tutti amici tuoi? Tutti amici miei. Ornella, tu sei qui da tantissimo tempo. Tantissimo tempo. Quando sei arrivata? Nel 98. E continui a fare questo lavoro? Abbiamo anche altri lavori, facciamo etichette, roba così. A seconda di quello che... Quelle che ci danno le ditte. Sono lavori difficili da fare? No, semplicissimi da fare. E mi piace tanto perché ho trovato una compagnia bellissima e starò qua sempre. Non andrò più via di qui. Bene, complimenti allora per lo straordinario lavoro di realtà come questa, come la cooperativa San Gaetano di Thiene. Noi adesso apriamo una stupenda pagina di storia culturale che ci racconta uno dei musicisti più amati. Lo facciamo tra poco, subito dopo quest'altra pausa pubblicitaria. Subito dopo, allora, appuntamento con Chopin.
Eccoci qua allora, 200 anni dalla nascita del pianista e compositore polacco Friedrich Chopin. Vogliamo condurvi in un viaggio attraverso le sue composizioni. Non tutti sanno che il primo pianoforte fu costruito proprio da un padovano, per questo anche Padova celebra il compositore romantico e naturalmente è un piacere per tutti noi, un piacere anche seguire e ascoltare questo ampio servizio di Luisa Bertini. Come avrete già immaginato, siamo qui per parlarvi di musica, in modo particolare di un compositore polacco. Nasce nel 1810 in una cittadina vicino a Varsavia e oggi tutto il mondo ne celebra appunto il bicentenario della nascita. Padova ovviamente non si esime da questo compito, ma perché vogliamo parlarvi di Chopin? Perché in soli 39 anni di vita ci ha lasciato un grande patrimonio non solo musicale ma anche emotivo. Pensate che in molti film, anche se non sappiamo che le composizioni che ascoltiamo sono sue, sono molto presenti soprattutto nelle colonne sonore. Lei aveva pianto perché aveva pensato a quell'uomo di Cholon, il suo amante. E d'improvviso non era più sicura di non averlo mai amato, solo che quell'amore non l'aveva visto, perché si era perso nella storia, come acqua nella sabbia, e lei lo ritrovava soltanto ora, nell'istante della musica sul mare. Sicuramente Chopin è molto importante e va inquadrato naturalmente nel primo romanticismo. Il romanticismo è un periodo molto complesso, si articola in vari periodi, ma in questa prima metà del secolo ci sono dei musicisti che decisamente ne delineano così un po' la traccia. Chopin è una figura decisamente particolare e significativa, anche proprio per queste sue origini dalla Polonia e quindi da una formazione giovanile svolta tutta nell'ambiente e con le influenze naturalmente della cultura polacca, per poi trasferirsi a Parigi e dal 31 appunto lui è definitivamente a Parigi, dove si inserisce alla grande in quell'ambiente anche dell'alta borghesia, del salotto parigino, dove particolarmente in quel periodo poi era richiesto e amato il virtuosismo sul pianoforte. Questa è una delle grandi linee del pianismo romantico anche che Chopin coltiva in modo particolare con una sua impronta particolare. Naturalmente anche proprio dalla fusione di quegli elementi che
porta dalla sua cultura, anche da una musica popolare, contadina, da un dialetto, diciamo, anche musicale, per portarlo però nella musica colta, quindi farlo entrare veramente in modo determinante in quella che diventa la musica colta e la musica pianistica dell'Ottocento. Chopin, a mio parere, forse in modo un po' ingiusto, è sempre stato più facilmente visto per questo aspetto della melodia, dell'estrema sensibilità che sicuramente ha, tendendo però appunto anche alla malinconia, alla sensibilità malata, questo aspetto anche tipicamente romantico della sofferenza, della malattia stessa, della quale poi lui soffre, della quale morirà, ahimè, anche molto giovane. Esaltando però, appunto, ripeto, forse in maniera ingiusta anche nell'accezione, nella distribuzione del repertorio, questo aspetto appunto più languido, diciamo, che può facilmente apparire dalla sua musica. In realtà io ritengo che ci sia anche uno Chopin molto forte, uno Chopin eroico, uno Chopin che si fa forte anche proprio di alcuni elementi compositivi, elementi ritmici per esempio, elementi formali, strutturali nella sua musica, che non sono affatto né facili né semplicemente melodici, e che in qualche caso anche assorbono, come dice lei, in studi tipo quello denominato La caduta di Varsavia, degli elementi appunto con un aspetto rivoluzionario rispetto magari a un pensiero politico. Molti sono stati i suoi interpreti, basti pensare a Maurizio Pollini, ad Arturo Benedetti Michelangeli o a Horowitz. Alcuni di loro hanno lasciato un marchio indelebile impresso in alcune composizioni di Chopin, diventando così modelli di riferimento per moltissimi pianisti ed esecutori. E a proposito di interpreti, anche Padova ha la sua grande interprete, in una 17enne, Leonora Armellini, di fama internazionale, e pensate, prese il diploma a soli 12 anni, creando così un caso nazionale. Un grande talento, ovviamente, ha già all'attivo, pensate, ben 200 concerti in tutto il mondo, con le più grandi orchestre nazionali ed internazionali, addirittura ha suonato alla Carnegie Hall di New York, a Vienna e a Parigi, e ha registrato con l'Orchestra di Padova e del Veneto l'integrale delle opere per pianoforte e orchestra di Chopin. Noi siamo andati a trovarla prima del concerto, durante le prove, e ci ha raccontato il perché di tutto questo suo trasporto nei confronti del compositore polacco, e le abbiamo chiesto anche per gioco, se Chopin fosse qui, che tipo di sonorità chiederebbe ad un pianoforte. Sentiamo. Diciamo che quello che mi appassiona di più di Chopin è tutto, come dire, le passioni, i sentimenti, insomma, quelle cose che, come dire, ti aiutano a interpretare meglio una musica. Quindi, quando vedo una partitura di Chopin,
posso capire subito in quel momento cosa sentiva lui, come magari voleva che fosse interpretata, quindi in questo modo diciamo che mi è più immediata l'esecuzione. È il mio autore preferito appunto per questo, perché mi comunica tanto e non lo so, me lo sento molto vicino, poi indipendentemente da come lo suono è quello che mi prende di più, insomma. Nella sua musica senti veramente tutte le possibili sfumature dell'animo umano. Lui poi era molto, molto fine, una persona anche molto, non so se definirlo introverso, quindi questo si sente nelle sue musiche, l'eleganza, la grazia, e questo mi prende, cioè mi emoziona, insomma, me lo sento vicino, mi piace tanto. So, perché ho letto che Chopin quando suonava non ci dava mai troppo dentro con i forti, era sempre molto, come si può dire, controllato quando suonava. Questo non si sa se fosse perché lui non li voleva fare o perché era anche molto gracile di fisico e non riusciva a ottenerli, però so che sì, nel suo modo di suonare c'era molta grazia, molta eleganza, quindi forse non chiederebbe di suonarlo alla Rachmaninoff, ecco. Pianoforte storico, diciamo il fortepiano, quello che usava all'epoca Chopin, è uno strumento molto più esile, è uno strumento che ha caratteristiche proprio tecniche molto diverse. Oggi, a differenza di un pianoforte moderno come noi abbiamo alle nostre spalle, questi sono strumenti che hanno una struttura metallica dentro, hanno molte più corde e soprattutto corde molto più tese, sonorità molto più maggiori per sale molto molto più grandi di quelle che si usavano una volta nei salotti. Certamente questo non è che Chopin non aveva un pianoforte più potente, il pianoforte dell'epoca era il massimo che si poteva trovare nei salotti dove spesso Chopin suonava. Il 20 marzo proprio qui si terrà un concerto degli allievi. Sì, noi ogni anno organizziamo questa serie di concerti, una serie di 6 appuntamenti che denominiamo Sabati del Conservatorio, sono appunto 6 appuntamenti successivi il sabato pomeriggio alle 18. Ingresso libero per tutti, sono appunto iniziative con l'esecuzione di docenti e allievi uniti, aperti appunto al pubblico. Dedichiamo quest'anno appunto uno di questi pomeriggi, il 20 marzo, a un ricordo di Chopin, un omaggio a Chopin. La scelta è stata volutamente su brani che non sono, diciamo, del grande repertorio chopiniano, cioè soprattutto del grande repertorio pianistico, considerando che Chopin è sempre eseguito dagli allievi di pianoforte, fa parte dei programmi di pianoforte, quindi ci passano, diciamo, un po' tutti gli allievi. E anche come scuola era più interessante cercare di fare ciò che normalmente in certo senso non facciamo, quindi abbiamo messo in programma quel grande capolavoro che è la sonata opera 65 per violoncello e pianoforte, 5 liriche di Chopin riarrangiate però, diciamo, da Pauline Viardot, quindi con testi
stati sovrapposti a brani di mazurche di Chopin, sono quindi rielaborazioni della Viardot su mazurche di Chopin. Sono dei brani molto interessanti che dimostrano anche così le capacità di questa musicista cantante. La Viardot era figlia di due grandissimi cantanti dell'epoca e quindi reinterpreta, come era uso all'epoca, appunto queste musiche. Celebrazioni che assumono un significato ancora più intenso nella città del Santo, visto che l'origine del pianoforte è attribuita a Bartolomeo Cristofori, artigiano padovano che visse a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Bene, grazie a Luisa Bertini per averci fatto apprezzare, conoscere, sentire questo grande musicista, questo straordinario musicista, e grazie anche ai suoi interlocutori, in maniera particolare la giovane Leonora Armellini, a cui facciamo davvero tantissimi auguri per una splendida carriera che ha già iniziato del resto molto molto bene. E in conclusione invito gli amanti della musica a sintonizzarsi con noi giovedì sera alle 21. Saremo in diretta a Bassano del Grappa, nella chiesa di San Francesco, per portarvi a casa, in collaborazione con il Comune di Bassano e la Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, uno splendido concerto dei solisti veneti che aprirà le manifestazioni per i 500 anni dalla nascita di Jacopo da Ponte, detto il Bassano. Comincia così un anno di celebrazioni di questo grande pittore carico di espressione, a cui sarà dedicata una mostra che partirà qualche giorno dopo, dunque un marzo, come abbiamo sentito, davvero importante per quanto riguarda la musica e la pittura. Vi ricordo ancora, in conclusione, che Fatti Nostri lascerà il posto a partire da venerdì prossimo a Governatore per un'ora. Sarà con voi in studio Edoardo Pittalis, con i candidati alla presidenza della Regione Veneto e con un pubblico composito per aiutarci e aiutarli anche a spiegarci che Veneto hanno in mente, quale regione pensano per il nostro futuro. Grazie intanto per averci seguiti. Buona serata.